in collaborazione con Tonus, un nuovo spazio per darvi ancora più scelta ed attenzione. È il corner FinComfort per la calzatura confortevole. Venite a scoprirlo. Tonus, 3 realtà per un unico scopo, il vostro benessere. Linea Verde, gli artigiani del Made in Italy. Produciamo e vendiamo direttamente materassi, cuscini, reti ed accessori. Ti aspettiamo nella nostra sede a Montebelluna. Woody, solo tu mi sai scaldare così. Woody Pellet. Chiama il numero 0438 442 195. Interlegno Serramenti, 50 anni di storia e numeri 1 nella sostituzione. Ci trovi a Caerano San Marco, al primo piano della sede. Pilotto e Veghetto Pregiata Macelleria. Da oltre 40 anni la carne è il nostro lavoro quotidiano. Assaporate la cultura della carne pregiata. Amiche e amici d'Antenna 3, benvenuti all'appuntamento con Ore 13, inizio di settimana quest'oggi per portarvi a scoprire uno dei luoghi decisamente belli del nostro Veneto. Esattamente siamo in provincia di Belluno, a Mel, questo paese che ha tanto da dire quest'oggi. Lo scopriremo assieme ai nostri ospiti che vado subito a salutare. Innanzitutto Silvia Comel, che è vice sindaco del comune di Mel. Accanto a lei c'è Deborah Lotto, presidente della Proloco Zumellese. Buongiorno. Benvenuta. Giancarlo Dalmut, presidente del gruppo teatrale Zumellese. Buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. E Fabio Comel, presidente del consorzio Proloco Sinistra Piave Bellunese. Buongiorno. Benvenuti i nostri ospiti, naturalmente, soprattutto benvenuti a voi. Mi verrebbe subito da dire, vice sindaco, facciamo una cartolina virtuale del suo comune? Lo presentiamo ai nostri telespettatori? Volentieri. Mel è un comune che si trova lungo la Val Belluna, in Sinistra Piave, nella parte meridionale della provincia di Belluno. Si trova più o meno a 15 km di distanza dal capoluogo, da Belluno, ed è un territorio abbastanza vasto, ha un'estensione di circa 85 km quadrati con circa 6.100-6.200 abitanti. È un territorio ed un borgo, diciamo, inizialmente un borgo molto interessante dal punto di vista architettonico e storico, ma anche un territorio molto variegato e molto ricco di iniziative. Si pensi solo al fatto che ci sono ben 27 frazioni sul territorio di Mel e ognuna di esse ha una caratteristica particolare dal punto di vista della bellezza, dell'architettura e dell'ambiente, ma anche dell'iniziativa e della vivacità dei suoi abitanti. Infatti quasi tutte le frazioni hanno un gruppo che promuove delle iniziative culturali, sportive di vario genere. Tutte queste iniziative si uniscono poi in alcuni momenti, come poi vedremo, per creare davvero delle manifestazioni interessanti per tutto il territorio. Io a questo punto coinvolgerei subito la Presidente della Proloco, perché come sentite tanta carne al fuoco quest'oggi, tanti saranno gli spunti che ci verranno da questo nostro incontro. Non le chiedo subito il programma, Presidente, ma però di farci innanzitutto, anche nel suo caso, una piccola presentazione del gruppo che lei rappresenta. Sì, allora io rappresento la Proloco Zumellese, che opera sul territorio di Mel da oltre 30 anni. Il nome Zumellese deriva proprio dal fatto che gli abitanti di Mel si chiamano zumellesi, e questo derivante dal fatto della presenza di un castello di cui poi parleremo più in dettaglio. La Proloco promuove manifestazioni a 360 gradi che partono principalmente dal mese di maggio, dove presentiamo una fiera e una festa denominata Radicele, che punta soprattutto a promuovere il territorio, le bellezze del territorio e il mangiare di una volta con le erbe spontanee. Dopodiché abbiamo tutta una serie di iniziative durante l'anno in cui accompagniamo le persone a visitare il nostro territorio con delle passeggiate in montagna piuttosto che in luoghi un po' particolari del nostro comune. E infine diciamo così, facciamo anche delle feste, delle sagre così paesane, ma diciamo che per noi è
non è questo quello a cui noi puntiamo. Arriviamo alla perla, che è il motore trainante di tutto il comune, perché coinvolge tutti i gruppi, che è Mele a Mel, che andremo a presentare fra questo nel weekend. corso della puntata. Siamo proprio a ridosso di questo evento, infatti è nel prossimo fine settimana, per cui ne parleremo in maniera molto dettagliata, anche perché, come avete già sentito, è un evento molto vissuto. Posso usare anche questo gioco di parole, è particolarmente sentito non solo dagli amici che abitano vicino a Mel. Ha parlato il vice sindaco di molte associazioni che appartengono appunto a questo territorio. Oggi ne abbiamo una in modo particolare, che è il gruppo teatrale zumellese. Giancarlo Dalmut è il suo presidente, quindi anche a lei chiederei una sorta di cartolina per presentare il suo gruppo. Ma Mel è sicuramente un paese che è molto ricco di associazioni. Il gruppo teatrale zumellese è forse uno dei più longevi insieme alla Corale zumellese. È nato nel 1984 e quindi quest'anno si festeggiano i 30 anni, il 30esimo. E nel corso della sua storia diciamo che è partito più che altro nel riscoprire tradizioni venete, quindi con commedie tipicamente venete di autori come Gallina, Palmieri, Gino Rocca, Goldoni. Nell'evolversi poi della sua storia si è anche inoltrato in altre tipologie di spettacoli, quindi con autori più contemporanei, Dario Fo, Alan Ayckbourn, e ultimamente con Anton Chekhov ci siamo immessi una proposta diversa che ci ha portato a fare un'esperienza molto particolare. Un terreno particolarmente difficile, mi verrebbe da dire. Direi proprio di sì, insomma, questa è la nostra... Della promozione del territorio parliamo quest'oggi anche con il presidente del consorzio Proloco Sinistra Piave Bellunese, Fabio Comel. Benvenuto Presidente. Buongiorno. Che cosa ci racconta del consorzio che lei rappresenta? Il nostro consorzio racchiude al suo interno 7 Proloco della Sinistra Piave Bellunese, la Proloco Pieve Castionese, la Proloco di Limana, a seguire poi abbiamo Trichiana, appunto la Proloco zumellese che oggi è qui rappresentata da Deborah, la Proloco di Lentiai, la Proloco di Stabia e Canai, la Proloco di Caorera. Sono 7 Proloco attive nel territorio, sono Proloco che promuovono il volontariato a molti livelli, sia a livello sportivo che a livello turistico, a livello di riscoperta della tradizione, anche a livello gastronomico, perché riescono a presentare delle attività inserendo i piatti della tradizione, inserendo la cultura, la tradizione locale, e anche una riscoperta di tradizioni che diversamente andrebbero perdute. Quindi io considero le Proloco d'Italia, non solo chiaramente le nostre Proloco, ma chiaramente è ovvio che ho una particolare attenzione per le Proloco del mio consorzio. Le considero una vera e propria risorsa per il territorio, una forza trainante capace di portare lustro alla nostra zona, di portare idee, iniziative, di far vivere un volontariato che spesso è importante ma spesso fa anche fatica a decollare, quindi sono delle realtà importanti e le manifestazioni che questi propongono sono sicuramente di aiuto al nostro turismo. Silvia Giacomel, vice sindaco, come sempre ritorna questo refrain, volontariato. Se noi togliamo il volontariato ai comuni, ahimè, difficilmente riusciamo a far quadrare, non dico il bilancio, ma certamente tante iniziative non potrebbero avere vita. Assolutamente, è vero ed è ormai noto che i comuni, specialmente i piccoli comuni nel territorio, non potrebbero assolutamente prescindere dal volontariato, ma qui stiamo parlando di turismo e di cultura, ma altrettanto valga dal punto di vista della promozione sociale, della cura dei nostri anziani. Noi in Comune di Mel, appunto prima abbiamo parlato di associazioni frazionali, ma altrettanti sono i gruppi di volontariato che si occupano proprio di tutti questi aspetti. E la stessa cura, non solo quanto ho detto prima, ma anche la stessa cura del territorio, le nostre bellissime prealpi, i nostri bellissimi sentieri, i nostri bellissimi prati, monti, boschi, di cui siamo ricchi. Tra l'altro, piccola parentesi, il territorio di Mel è ricchissimo di boschi,
non potrebbero presentarsi al turista, a chi lo visita, in questo modo, nel modo in cui si presentano, appunto curati e mantenuti, se non ci fosse anche il volontariato che si cura della manutenzione del territorio. Quindi assolutamente è una risorsa preziosissima. Io sicuramente dal punto di vista del Comune di Mel cerchiamo di valorizzarla al meglio con tutti gli strumenti possibili, ma ci auspichiamo che le istituzioni anche a livello più alto si rendano conto e si spendano per sostenere questo volontariato, perché oltre ad essere un valore aggiunto che supplisce a servizi non forniti dalle istituzioni, è anche un valore in sé che credo non dovrebbe mai cessare, dovrebbe essere sostenuto ma non sostituito da qualcos'altro, perché le attività portate avanti per volontariato hanno uno spirito decisamente con un valore molto più alto rispetto a quelle fatte per dovere istituzionale o per dovere di ruolo. Vedo che annuisce Deborah Lotto, Presidente della Proloco, quindi qualcosa ne sa. È così, Deborah? Non parlarmi delle manifestazioni. No. Parlavo proprio del volontariato. Stavo riflettendo mentre Silvia parlava che effettivamente nel Comune di Mel ci sono più di 50 associazioni di volontariato che si occupano di settori diversi, come diceva lei, che vanno dalla cultura al servizio proprio per gli anziani piuttosto che per le scuole o d'altro. E anche noi tantissime manifestazioni o iniziative non potremo metterle in campo senza l'aiuto degli altri gruppi del Comune. Non ultimo, ad esempio, mi viene in mente la protezione civile, che nello specifico di Mele a Mel è preziosissima per quanto riguarda tutta la logistica del parcheggi, trasporti e viabilità, che spesso noi diamo per scontato che queste persone ci siano o facciano quello che noi chiediamo, ma è volontariato e quindi è proprio un valore aggiunto per il territorio. I giovani si avvicinano alle richieste che voi fate? Dipende dalle richieste, nel senso che noi adesso come associazione Proloco, diciamo, non siamo proprio un'associazione giovanissima. Abbiamo dei ragazzi... No, scusami, detta così sembra che... no, però... Mettiamola nel verso sì. Giusto, forza. Siamo un'associazione vecchia nel territorio, giovane di spirito, ecco, mettiamola così. No, i ragazzi si avvicinano all'associazione o comunque alle attività che proponiamo, magari per determinate manifestazioni o feste. Chiedere magari un impegno più lungo nel tempo diventa un po' più complicato. Sì. Benissimo, allora noi adesso facciamo la prima pausa della nostra puntata, qualche istante poi ritorneremo in nostra compagnia con gli ospiti a parlarvi di questo bellissimo comune che quest'oggi stiamo scoprendo passo dopo passo, che è Mel. A tra poco. In collaborazione con Tonus, un nuovo spazio per darvi ancora più scelta ed attenzione. È il corner FinComfort per la calzatura confortevole. Venite a scoprirlo. Tonus, 3 realtà per un unico scopo, il vostro benessere. Linea Verde, gli artigiani del Made in Italy. Produciamo e vendiamo direttamente materassi, cuscini, reti ed accessori. Ti aspettiamo nella nostra sede a Montebelluna. Woody, solo tu mi sai scaldare così. Woody Pellet. Chiama il numero 0438 442 195. Interlegno Serramenti, 50 anni di storia e numeri 1 nella sostituzione. Ci trovi a Caerano San Marco, al primo piano della sede. Pilotto e Beghetto Pregiata Macelleria. Da oltre 40 anni la carne è il nostro lavoro quotidiano. Assaporate la cultura della carne pregiata. In collaborazione con Tonus, un nuovo spazio per darvi ancora più scelta ed attenzione. È il corner FinComfort per la calzatura confortevole. Venite a scoprirlo. Tonus, 3 realtà per un unico scopo, il vostro benessere. Linea Verde, gli artigiani del Made in Italy. Produciamo e vendiamo direttamente materassi, cuscini, reti ed accessori. Ti aspettiamo nella nostra sede a Montebelluna. Woody, solo tu mi sai scaldare così. Woody Pellet. Chiama il numero 0438 442 195. Interlegno Serramenti, 50 anni di storia e numeri 1 nella sostituzione. Ci trovi a Caerano San Marco, al primo piano della sede. Pilotto e Beghetto Pregiata Macelleria. Da oltre 40 anni la carne è il nostro lavoro quotidiano. Assaporate la cultura della carne pregiata.
Eccoci di nuovo assieme, dopo la pausa pubblicitaria riprende ore 13 del lunedì. Quest'oggi vi stiamo parlando di Mel in provincia di Belluno, una Mel da scoprire, ne parliamo con i nostri ospiti. Ritorno però in compagnia del vice sindaco del comune di Mel, Silvia Comel. Mi verrebbe da dire più borgo che comune, le piace questo termine? Assolutamente sì, è un borgo, Mel è davvero un borgo che vanta una storia antichissima. Infatti ora lo vediamo nella sua conformazione, diciamo, rinascimentale, però le origini di Mel, proprio del borgo di Mel, sono molto più antiche, sono da far risalire all'epoca degli antichi veneti, quindi al primo millennio a.C. Infatti ancora visibili sul territorio ci sono le testimonianze di questa antica presenza. C'è un'antica necropoli che si è conservata quasi intatta ed è l'unica in Veneto di questo tipo. È stata riscoperta negli anni 50 durante i lavori di ristrutturazione, di costruzione di un asilo, ed è proprio la testimonianza della storia di questa popolazione che ha configurato il territorio di Mel, che si è insediata, che ha cominciato la sua vita e anche appunto la sepoltura dei suoi defunti. È una necropoli molto particolare, con dei circoli in pietra arenaria e con delle cassette funerarie, che è tuttora visibile, visitabile appunto lungo la strada. Storia che voi non volete si dimentichi di Mel, perché avete anche un museo che ne parla in maniera diffusa. Esattamente, proprio la necropoli ha permesso di reperire i primi reperti molto importanti, i corredi tombali che sono stati appunto recuperati ed esposti poi in questo museo, ma non solo corredi tombali, ma anche le testimonianze dell'abitato che sono poi state trovate a ridosso dell'attuale centro storico del borgo, quindi sul versante verso sud. E il museo archeologico appunto è stato finalmente aperto nel 1996 con la maggior parte, con i reperti più interessanti di questi ritrovamenti, provenienti da questi ritrovamenti, quindi ritrovati appunto di oggetti di utilizzo comune domestico da parte degli antichi veneti, reperiti negli abitati, cocci, appunto resti di oggetti di uso comune, e sicuramente i reperti ritrovati all'interno della necropoli, i corredi tombali, sono estremamente significativi, oggetti appunto rituali, oggetti di decorazione, oggetti anche di uso comune che venivano utilizzati, che venivano inseriti appunto nella sepoltura come, diciamo, corredo per il defunto, per fare questo viaggio verso l'eternità. Tant'è vero che alcuni reperti del nostro museo sono stati anche esposti nella recente mostra che si è tenuta a Padova, Venetkens, appunto sulla cultura dei Veneti antichi appunto nel nostro territorio. Quindi è un museo che contiene, piccolo ma molto prezioso e molto ben curato, che contiene veramente dei tesori ed è visitabile tutto l'anno, sabato e la domenica, presso il Palazzo delle Contesse del centro storico di Mel. Tra l'altro, se non ricordo male, l'ingresso è gratuito, ingresso quindi gratuito, lo potrete visitare tutti tranquillamente. Tra l'altro vengono svolte visite guidate a favore delle scuole, ma anche di gruppi che lo richiedono, e in particolari periodi dell'anno laboratori per i bambini. Anche durante la manifestazione Mele a Mel ci sarà un laboratorio dedicato ai bambini sulla storia dei Veneti antichi. Allora, a questo punto noi apriamo questo ampio sipario su questo evento che vedrà Mel protagonista appunto nel prossimo weekend. Si tratta di questa iniziativa, una delle tante della Proloco, e adesso entriamo nel vivo con Deborah Lotto che ci parla di questo evento. Io sono anche tanto curioso perché ho visto una brochure molto ricca di contenuti, per cui facciamo un sunto per i nostri telespettatori. Sì, allora Mele a Mel è un'iniziativa che ormai la Proloco porta avanti da 15 anni, è nata così un po' per gioco, un po' per sfida dall'idea di un'associazione di produttori locali proprio zumellesi di Mel, di piccoli produttori, che si chiama Mele a Mel, quindi il nome deriva proprio da questa associazione, che così insieme al Comune e alla Proloco hanno detto: ma perché non promuoviamo questi prodotti locali
chi in una festa, in una fiera, e i primi anni un po' in sordina, poi andando avanti con l'aggiunta alle idee di tutti quanti, siamo arrivati a quel che siamo adesso e quindi alla festa proprio di Mela Mel. Una festa che dura 4 giorni, viene fatta sempre il secondo weekend di ottobre, quindi la data ormai è fissa, è blindata, e questa festa vede proprio il gioco, il coinvolgimento di tutto il paese, perché partecipano oltre a 13 gruppi frazionali che animano i vari cortili dei palazzi storici rinascimentali della piazza, vede altri gruppi come il gruppo teatrale piuttosto che la corale zumellese animare altri spazi, altri cortili con letture dialettali, oppure abbiamo la rassegna di canti popolari, e il clou della manifestazione comunque è il sabato e la domenica. La manifestazione apre sabato, in questo caso sabato 11 ottobre alle 2 del pomeriggio, con la grande sfilata di apertura che quest'anno verrà fatta dai nuovi gestori del castello di Zumelle, che apriranno a primavera proprio il maniero, però parteciperanno con noi a questa festa, e intanto per farsi conoscere nel territorio, ma non solo. E dopodiché la fiera apre, i vari cortili aprono, e in ogni cortile uno trova rievocazioni dei lavori del passato o di momenti particolari di un tempo, come ad esempio la ricostruzione di una balera degli anni 50 con radio d'epoca, un jukebox, tutti i partecipanti di questo cortile vestiti proprio stile anni 50-60, piuttosto che trovare in un altro cortile la ricostruzione di un'aula della fine anni 40, di un'aula scolastica, quindi con i banchi in legno, le lavagne fatte in modo particolare, e anche lì gli insegnanti e i bambini vestiti come allora, insomma, quando andavano a scuola, grembiuloni neri, fiocconi e quant'altro. Quindi al di là della ricerca dei materiali e dei costumi, come in questo caso, c'è un lavoro veramente impegnativo. Sì. Non tanto per l'organizzazione dell'evento, ma per tutto quello che ne consegue. Sì, è un evento che noi iniziamo a preparare da aprile, parlando con i gruppi, parlando con le persone e cercando anche di metterci d'accordo e di farci venire delle idee per proporre ogni anno cose diverse, perché la particolarità di questa manifestazione, oltre al fatto di trovare delle cose particolari a livello anche culinario, diciamo, perché sono piatti della tradizione della Valbelluna principalmente, ma sono proprio i cortili, è la cosa che ci contraddistingue da tutte le altre manifestazioni e feste che possono essere proposte. Avere dei palazzi nobiliari tutti riuniti così in un piccolo salotto che è la piazza di Mel, e vederli tutto l'anno chiusi, perché chiaramente sono case private, uno non è che fa entrare a casa sua chi vuole, sì, chiunque. Giustamente. In questa occasione dobbiamo anche dire grazie ai proprietari che invece aprono le porte e hanno tantissima gente che entra, che è curiosa, che guarda, e a noi fa piacere, perché è una soddisfazione direi quasi impagabile, e a loro credo anche perché valorizzano comunque il loro patrimonio. Tra l'altro tu mi parlavi prima della protezione civile, perché io sto immaginando in questo momento una marea di gente che arriva e ha bisogno di un coordinamento, di un'indicazione, di qualcuno che gli dia i giusti spunti, sì, per non perdersi poi, perché è facile, quando i numeri ci sono in una manifestazione, sì, è facile perdersi, ed è un peccato veramente. Sì, allora diciamo che la manifestazione si svolge in pochissimo spazio, nel senso il centro storico di Mel non è un grandissimo centro storico, essendo un borgo, però arrivarci non è semplice, nel senso che noi predisponiamo anche dei parcheggi fuori dal paese a 4-5 km con dei bus navetta che conducano le persone per fare in modo di avere meno cauticità possibile. E è grazie alla protezione civile che riusciamo a risolvere questi problemi, questi nodi così un po' difficoltosi. Deborah, devo fermarti, ma riprendiamo subito l'argomento. C'è un altro stacco pubblicitario, ci ritroviamo tra una manciata di minuti a parlare ancora delle bellezze di Mel in provincia di Belluno. A tra poco.
Eccoci nuovamente assieme con Ore 13, quest'oggi parliamo di Mel in provincia di Belluno, Mel da scoprire, l'abbiamo intitolata questa puntata, in modo particolare di un evento che si terrà nel corso di questo fine settimana. Ne stiamo parlando con la vice sindaco del comune di Mel, Silvia Comel, ben ritrovata, Deborah Lotto, che è presidente della Proloco Zumellese. Buongiorno. Giancarlo Dalmut, presidente del gruppo teatrale Zumellese. Salve. E Fabio Comel, presidente del consorzio Proloco Sinistra Piave Bellunese. Buongiorno. C'è questo evento, dicevamo, che riguarda questo fine settimana e quindi parliamo di mele, parliamo di un coinvolgimento di un pubblico elevato che si presume arriverà nel corso di questa 15ª edizione di Mele a Mel. Come vi apprestate ad accogliere gli ospiti e i visitatori di questa manifestazione, Presidente? Questa è una manifestazione molto importante per tutto il territorio, perché dà importanza a Mel come comune, alle sue manifestazioni, al suo interno, però è un'occasione in più per far conoscere la Sinistra Piave a, come diceva lei, un vasto numero di visitatori che vanno accolti. Allora, il termine mi piace particolarmente perché l'accoglienza e l'ospitalità devono essere uno dei principali elementi di distinzione di un gruppo di volontariato, specialmente se questo è una Proloco, perché il visitatore sempre più cerca un qualcosa di genuino, cerca qualcosa di tradizionale, un qualcosa che non trova confezionato come un pacchetto, ma lo trova qualcosa di unico, di tipico, qualcosa che lo trova in quel momento, in quel posto, da quelle persone, e questo racchiude molto quello che è lo spirito Proloco, lo spirito della manifestazione Mele a Mel. Le varie Proloco, tra l'altro, questo già lo sperimentano, lo fanno con varie iniziative che portano nel territorio e sono presenti tra l'altro anche all'interno della stessa manifestazione. L'accoglienza è anche far sentire a proprio agio, a casa propria, queste persone con delle proposte, come dicevo, legate al nostro territorio, e questo è il caso sì di Mele a Mel, anche di tutte le altre iniziative che le Proloco vanno a proporre nella Sinistra Piave, dalle passeggiate turistiche alle visite guidate che fanno a livello naturalistico, la proposta delle nostre tradizioni mantenute vive tramite delle rievocazioni o anche delle vere e proprie iniziative che non hanno mai smesso di esistere, quindi che hanno una durata di 30 e più anni, come ad esempio le tradizioni del Brucialaveccia o iniziative culturali, passeggiate o cose di questo genere, che negli anni hanno sempre riscosso un successo, che negli anni, specialmente in questo periodo, c'è una riscoperta, anche un incremento di pubblico e di interesse. Fabio Comel, che coordina il gruppo delle Proloco, decisamente avrà il suo bel da fare, come del resto la Proloco, in questo prossimo weekend. Però c'è un gruppo che appartiene al comune di Mel, appunto, che abbiamo salutato, è il gruppo teatrale Zumellese, Giancarlo Dalmut, con il quale tra non molto parlerò anche di teatro. Adesso però mi preme capire e scoprire che cosa farete voi. Posso dire figuranti in questo caso? Più o meno, sì, si può dire. Come aveva anticipato Deborah precedentemente, la particolarità di questa manifestazione di Mele a Mel è che tutti i cortili devono un po' arrangiarsi a presentare qualcosa e anche ad accogliere le varie persone, per far sì che chi passa trovi anche qualcosa da ascoltare, da fruire, da gioire, insomma. Noi nel nostro piccolo, come gruppo teatrale Zumellese, siamo inseriti in uno dei più bei cortili del borgo di Mel, della farmacia Sartori, e già da qualche anno ci cimentiamo a fare qualche piccola rappresentazione, perché non possiamo fare robe estremamente lunghe per necessità del fatto che le persone sono itineranti, devono girare un po' tutta la fiera, quindi è giusto dare dei piccoli momenti così di ascolto. Facciamo delle poesie dialettali, che oltretutto nel bellunese ci sono dei poeti che trattano un po' momenti così
tipici della vita quotidiana in maniera molto ironica, che quindi porta anche un po' alla ilarità del pubblico che ascolta. E anche quest'anno faremo dei piccoli momenti di letture animate per far sì che anche qualche momento di relax all'interno così della faticata, della camminata durante questo lungo itinerario della Mele a Mel. Invece del gruppo che cosa mi racconti? Quanti siete? Che orientamento date alle vostre scelte artistiche? Sì. Il gruppo, diciamo che in questi 30 anni avrà visto passare un centinaio di persone. Al momento diciamo attuale, che la media è di 30 elementi. La media di 30 tra scenografi, tecnici, attori, attrici, così anche quest'anno siamo più o meno su quella cifra. Come dicevo poc'anzi, siamo partiti con un teatro spiccatamente dialettale e ci siamo poi portati ad esperienze un po' più contemporanee. Il nostro momento di punta è la rassegna teatrale che si svolge a maggio, tra maggio e giugno, ed è il Maggio Teatrale Zumellese. Quest'anno giunto alla 27ª edizione. All'interno di questo contenitore cerchiamo di invitare le più belle realtà amatoriali del Veneto. Il Veneto è una delle fucine più importanti a livello nazionale di compagnie dialettali, amatoriali, con una qualità molte volte che rasenta il professionismo. E ci piace quindi portare all'attenzione del pubblico di Melle e della provincia bellunese queste nuove proposte, anche per avvicinare la gente sempre di più a questa arte che è il teatro. Insomma. Arte teatrale, però parliamo ovviamente di compagnie amatoriali, e il più delle volte, io mi medesimo nei vostri panni in questo momento, la difficoltà di far arrivare il messaggio, di fare in modo che la gente poi, a parte l'evento del prossimo fine settimana, venga a sentirvi, perché il più delle volte dicono sì vabbè, è una compagnia amatoriale, in realtà non si rendono conto di quanto lavoro c'è dietro e quanto impegno c'è. È così? Sicuramente fare teatro molte volte si ha l'idea che sia buttarsi a ruota libera su un testo. A fronte di ciò c'è tutta una preparazione, una ricerca anche di trovare il metro giusto dell'esposizione, la dizione, la memoria, il movimento del corpo, quindi effettivamente per un gruppo amatoriale implica del tempo, darsi anche dei limiti anche per poter anche poi arrivare al debutto, quindi ci sono anche dei tempi ben tecnici, ben definiti. Fare teatro è una scommessa che ognuno fa con se stesso, anche perché molte volte certe persone pensano di non essere in grado di affrontare il pubblico, di solcare un palcoscenico. Invece molte volte si vede che anche persone che non daresti 5 lire si ritrovano anche ad essere piacevolmente sorpresi di cosa sono riusciti a rappresentare. Tra l'altro mi dicevi che quest'anno vi siete affidati a un regista nuovo, perché si è occupato anche lui di regia, solo che ha detto adesso io no, mi resto sul palco e qualcuno ci pensa dietro le quinte, che poi è un ruolo determinante. Certamente. Come si era detto prima, quest'anno il gruppo teatrale Zumellese ha presentato Il Giardino dei Ciliegi di Anton Chekhov, che già questo è un programma. Ci siamo affidati a una regista, Claudio Michelazzi, che è di estrazione proprio anche artistica, anche di studi, uno che in provincia di Belluno ha già seguito parecchie compagnie e quindi che aveva un'esperienza notevole, che ci ha guidati in questo cammino a volte irto e pericoloso per certi aspetti, in questa commedia, chiamarla commedia forse è un po' esagerato, in questo spettacolo diciamo diverso, e quindi che racconta un po' la storia di questa nobiltà decaduta che non vuole lasciare che il tempo passi e che resta ancorata un po' ai suoi principi di nobiltà che ormai non ha più senso di esistere, insomma. E quindi abbiamo fatto anche questa esperienza, siamo stati contenti, adesso vediamo anche di proporla anche all'esterno. Silvia, sono bravi i nostri amici? Sono molto bravi, sono direi davvero unici, anche perché sono riusciti innanzitutto a mantenere questa attività, e non è da poco in questi tempi, dare continuità a queste attività che poi sono appunto di volontariato, di impegno amatoriale per 30 anni.
hanno portato avanti dei progetti sapendo crescere, essendo anche capaci di evolvere, di cambiare alcune cose, di sperimentare, hanno avuto anche coraggio. Sicuramente il Giardino dei Ciliegi non è un lavoro semplice da portare sulle scene, ma lo hanno fatto in maniera egregia. Noi come comunità, diciamo, abbiamo sempre creduto nel gruppo teatrale Zumellese, abbiamo cercato anche di supportare, ad esempio con una sede per le loro prove, che purtroppo per molti anni non hanno avuto, ma che finalmente siamo riusciti ad assicurare, e speriamo che davvero che il rinnovamento sia continuo e si avveri anche in futuro, perché non ci accontentiamo di questi 30 anni, ma ne vogliamo altri 30 e poi ancora. Altrettanti. Allora, ci fermiamo per l'ultima pausa pubblicitaria, torniamo tra pochissimo a parlarvi di Mel, di questo weekend molto ricco di iniziative per cui restate con noi. C'è anche un numero di telefono che vedete, potete intervenire per fare le ultime domande ai nostri ospiti. Tutto questo tra pochissimi minuti. Eccoci nuovamente insieme per l'ultima parte di Ore 13 di quest'oggi lunedì. Stiamo parlando delle bellezze del comune di Mel in provincia di Belluno, in modo particolare di Mele a Mel, che è l'evento che questa settimana si appresta a vivere nel weekend, appunto il paese, il borgo, come lo amiamo definire, di Mel. Sindaco, prima però vice sindaco, perdón, l'ho promossa. Prima di ritornare all'interno della manifestazione, però vorrei parlare di un castello che avete lì, non me ne vorrei dimenticare. E poi è importante, oltre che bello naturalmente. È importantissimo per noi, assolutamente non possiamo dimenticarcene, il castello di Zumelle. Zumelle, appunto antico nome di Mel, da cui deriva il nome degli abitanti, è un castello che si trova a pochi chilometri dal centro di Mel, ma è diciamo il simbolo della nostra comunità, un simbolo che non a caso è perfino sul logo della Proloco, quindi è un'unicità del nostro territorio, è un castello che veramente si è conservato nel tempo, a differenza di molti altri che sono andati distrutti, ed è una grande fortuna che abbiamo, quella di averlo ancora integro sul nostro territorio. Il castello è di proprietà del comune di Mel ed ha un'origine che sicuramente possiamo far risalire al tempo dei Romani, ma sicuramente con una torre di guardia su un'antica via romana. Le sue origini come castello però sono da far ritrovare nel VI secolo, diciamo, d.C., e tuttora presenta una configurazione che è quella che aveva nel 1300, quindi è un punto unico, un punto di storia, di architettura, di cultura che noi intendiamo e che vogliamo valorizzare. Tant'è vero che dopo un po' di tempo di chiusura per ristrutturazione, per lavori di manutenzione, il castello viene riaperto, si prepara ad essere riaperto nella primavera del 2015, il 5 aprile per la precisione, con una gestione appunto rinnovata che sarà portata avanti da un'associazione che si chiama Sestiere Castellare, un'associazione di pesce che si occupa proprio a livello professionale internazionale di rievocazioni medievali. Sarà animato da tutta una serie di attività che rispecchiano e che riflettono la vita dei borghi medievali, e sarà naturalmente un punto di ospitalità che potrà ospitare, anche alloggiare i turisti, dar loro ristorazione e allietarli appunto con rievocazioni. Quindi aspettiamo tutti al castello. Tra l'altro i nuovi gestori del castello saranno presenti a Mele a Mel, animeranno uno dei cortili molto belli che si trovano nel centro di Mel, con un allestimento appunto di botteghe medievali e rievocazione di vita medievale. C'è un telespettatore o una telespettatrice che vuole intervenire, sentiamo chi è. Buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Mi dica. Io sono Piero Rosero. Sì? Io sono stato, io sono stato nel 2010 la prima volta. Poi sono ritornato l'anno dopo da solo, ma è bello, è una bella festa. Nel 2012 sono andato a vedere il castello, però erano tutte rovine.
Ma sono rimasto deluso, adesso sento che l'avete rimesso l'hanno riassestato, l'hanno messo a modo. Senta, quindi lei ci sarà anche quest'anno? Non so, perché chi fa una bella roba però, chi fa tutti i parcheggi esterni, con il corrierita, porta su la gente con €1 che l'anno là, lo pagà, e torna in Dio, un mezzo sistema. Bene, grazie. È un bel paese, su borgata antica, bello. Grazie del suo intervento. Bellissimo questo spot, anche perché è naturale e spontaneo. Grazie. Entriamo allora nell'ultima parte dell'intervento che riguarda Amelia Mel. Che cosa non dobbiamo dimenticarci, Presidente? Allora, non dobbiamo dimenticarci della torta di Amelia Mel, la Zumela. Teniamola ferma lì dov'è, così la camera la riprende. Sì. Allora, questa torta noi l'abbiamo fatta studiare e fare apposta per Mel, per Amelia Mel. È una torta che si trova solo e esclusivamente in questo periodo e invito tutti ad assaggiarla e ad acquistarla, perché il ricavato della vendita delle torte va interamente in beneficenza con ricadute sul territorio. Naturalmente. Deborah, non ti chiedo tutto il calendario perché 4 giorni sono ricchissimi, ma almeno un paio di passaggi me li devi fare. Sì, allora, una cosa importante è che il 12, domenica 12, la festa di Mel coincide con la giornata bandiere arancioni e essendo Mel uno dei borghi storici insigniti della bandiera arancione da parte del Touring Club, noi abbiamo organizzato insieme all'amministrazione tutta una serie di visite guidate sia al centro storico di Mel che ai dintorni, gratuite per chi volesse aderire e partecipare per conoscere proprio il territorio. Poi un'altra cosa che forse non è stata detta, perché abbiamo parlato tanto dei cortili e dei gruppi che li animano, è che si trova anche una fiera in questi 2 giorni, sabato pomeriggio e domenica, e è una fiera prettamente di artigianato e di prodotti agricoli locali, alimentari locali, quindi è l'occasione per venire a comprare le famose mele del territorio, mele che danno il nome alla manifestazione, e altri prodotti che vengono coltivati come una particolare tipo di fagiolo, il fagiolo gialette, piuttosto che i fagioli di Lamon o altro, insomma, che riusciamo. E a proposito di cibo, di mangiare, di cose buone da gustare, c'è un'altra iniziativa, lo chiedo nuovamente a Fabio Commè, il Presidente del Consorzio Proloco Sinistra Piave Bellunese. Che cosa avete in serbo? Abbiamo in calendario una maratona del gusto che è già partita a maggio e si sta per compiere in questi ultimi giorni, comprende 14 manifestazioni, 2 per ogni proloco, dove ogni proloco promuove dei prodotti tipici, dei piatti legati a questi prodotti, tra cui Amelia Mel è uno di questi. La particolarità è che noi proponiamo dei piatti legati alla tradizione veneta, legati alla tradizione locale nostra, con una genuinità, perché questi prodotti sono autentici e i cosiddetti a chilometro zero, e ai nostri visitatori, ai nostri ospiti che vorranno provare questi piatti faremo un timbro. Chi raggiunge un numero di timbri superiore avrà la possibilità di partecipare a questo concorso che mette in palio dei cesti sempre di prodotti locali, quindi un premio a chi ha scelto di gustare i prodotti della nostra terra, e questo è un'iniziativa che abbiamo iniziato a maggio con le varie manifestazioni che stiamo portando a termine per il 2° anno consecutivo dall'anno scorso. Quando si concluderà questo percorso? Si concluderà domenica 18 a Limana con la festa del miele. Allora, Vice Sindaco, siamo quasi in chiusura di questa nostra puntata dedicata alle vostre bellezze. Noi volutamente non abbiamo scelto tante immagini perché dobbiamo incuriosirvi, perché dovete andarla a vedere questa manifestazione, quindi il lavoro di questi volontari, di questi amici che da 13 anni portano avanti questa iniziativa merita il vostro premio, 15 anni anzi. Non le sto chiedendo uno spot conclusivo, ma sicuramente un ultimo sguardo che dobbiamo dare al vostro borgo. È un paese affascinante, ve ne renderete conto quando entrerete nella piazza, l'atmosfera che respirate nella piazza di Mel con le sue bellezze architettoniche, con la vivacità dei suoi gruppi, delle sue
delle persone che vi vivono vi incanterà, quindi assolutamente venite, tornate ancora a Mel. Abbiamo anche un motivo in più perché c'è questa torta che serve anche a uno scopo benefico, quindi oltre all'appuntamento culinario, l'avete sentito, c'è anche questo percorso importantissimo che potrete fare, abbiamo decisamente un calendario ricchissimo in questo fine settimana. Sì, ci sono 4 giorni di iniziative che non lasciano tanto respiro. È vero, il clou è sabato e domenica, però già dal venerdì noi proponiamo una cena che si intitola Le mele incontrano la tradizione. Il giovedì sera invece un convegno basato su un libro di ricerche culinarie legato sempre alla tradizione locale, e quindi c'è la presentazione del libro con la degustazione di alcune ricette con la collaborazione di un ristorante di Mel. E poi non resta altro che lasciare la curiosità anche ai nostri ospiti, ai nostri telespettatori, di venire a visitare Mel, che ci terrei a dirlo, Mele a Mel è il fulcro, però Mel è da visitare tutto l'anno. Tutto l'anno, decisamente. Una battuta però su quello che succederà. Tu hai un calendario molto ricco, non solo per questo evento, però mi parlavi di qualcosa di molto importante che ci sarà più avanti. A maggio noi abbiamo un'altra fiera, la fiera appunto che si chiama Radicele, è una fiera a cui abbiamo dato il nome della pianta del fiore di Tarassaco, perché è improntata principalmente sulle erbe spontanee, sull'alimentazione con le erbe spontanee, e questa avviene il terzo weekend di maggio. Segnatevelo già, so che siamo con largo anticipo, però insomma intanto vi aspettiamo, perché no, tutti quanti a Mel in questo weekend. La trasmissione sta per concludersi, per cui vado a salutare il vice sindaco del comune di Mel, Silvia Comel, grazie per la sua presenza quest'oggi. Deborah Lotto, presidente della Proloco Zumellese, Giancarlo Dalmut, presidente del gruppo teatrale Zumellese, arrivederci a me, e Fabio Comel, presidente del consorzio Proloco Sinistra Piave Bellunese. Arrivederci. Grazie ai nostri ospiti e naturalmente grazie a tutti quanti voi che avete seguito il nostro appuntamento. Noi ci vediamo venerdì prossimo, ma naturalmente ore 13 torna domani puntuale. Arrivederci. In collaborazione con Area Ausili di Tonus significa competenza, esperienza ed una grande scelta di ausili da poter provare, testare e scegliere. Tonus, 3 realtà per un unico scopo, il vostro benessere. Linea Verde, gli artigiani del Made in Italy. Produciamo e vendiamo direttamente materassi, cuscini, reti ed accessori. Ti aspettiamo nella nostra sede a Montebelluna. Woody, solo tu mi sai scaldare così. Woody Pellet. Chiama il numero 0438 442 195. Interlegno Serramenti, 50 anni di storia e numeri 1 nella sostituzione. Ci trovi a Caerano San Marco, al primo piano della sede. Pilotto e Veghetto Pregiata Macelleria. Da oltre 40 anni la carne è il nostro lavoro quotidiano. Assaporate la cultura della carne pregiata.